Sono contentissima, è prima vittoria da infortunio di 2 anni. Ho ripreso l'anno scorso, non pensavo neanche di fare questo tempo. Ho avuto delle difficoltà negli ultimi 2 settimane che con polpaccio che faceva tanto male, poi anche la sciatalgia mi è uscito questa settimana, però sono riuscita a controllarla fino in fondo. Fino ai 30 avevo la Etiopia vicino a me e ho cercato di tenerla, dopo lei è ceduta e ho cercato di concentrarmi di fare la vittoria almeno per arrivare in fondo. Il mio marito ai tempi di Gianni Poli correvano assieme e per vari infortuni non è riuscita a fare quello che lui voleva, però adesso ci siamo noi, diciamo io e i miei figli nuotano e quindi è un altro sport che stiamo scoprendo che i figli stanno facendo adesso. Obiettivo, adesso vorrei magari fare un attimo di recupero un po' e dopo comincio a variare perché vorrei fare un buon tempo magari a settembre-ottobre. Questa vittoria qua mi dedico a me che ho avuto coraggio di riprendermi e i miei bambini che mi danno tanto conforto e, diciamo, e anche le persone che mi vogliono bene, gli amatori, Corri per Brescia e tanti amici che sono stati vicini a me.